Dunque buonasera, buonasera a tutti, è veramente emozionante vedere il teatro accademico così stipato ed è veramente una bella soddisfazione per noi tutti. Come saprete, questa sera parleremo di un bel libro, Canova le molte vite, che si inserisce nel nostro percorso che come amministrazione, come Museo Casa Zerzoni abbiamo cercato di fare per onorare a nostro modo, senza tradire la mission specifica del nostro museo, che è appunto quella di lavorare intorno a Giorgione, alla sua epoca e ai suoi temi, in onore diciamo di Antonio Canova. Prima di iniziare, di addentrarci nella discussione con Giancarlo Cunial, che ringrazio per essere qui con noi, vorrei pregare l'assessore alla cultura del Comune di Castelfranco Veneto, Roberta Garbuio, di portare un saluto per conto dell'amministrazione. Grazie direttore, buonasera a tutti. Giustamente come diceva già il direttore, è veramente emozionante vedere un teatro così gremito per questa iniziativa, un'iniziativa che si colloca in maniera collaterale alla nostra mostra che abbiamo realizzato per celebrare appunto l'artista Antonio Canova. Una iniziativa particolare perché trova l'incontro di diverse diciamo come dire enti. Da un lato è stata promossa insieme all'amministrazione dal volontariato e ringrazio quindi l'associazione Proloco di Castelfranco Veneto e dall'altro anche dal punto di vista delle imprese ringrazio la CNA per aver creduto e aver fatto squadra e sinergia con l'amministrazione comunale per la presentazione appunto di questo splendido saggio, possiamo dire. Ringrazio ovviamente il professor Giancarlo Cunial per aver anch'esso accettato di venire a presentare il suo lavoro a Castelfranco Veneto. Un saggio che secondo me è particolare per due aspetti. Il primo perché descrive le diverse sfaccettature della figura dell'artista Canova. Diciamo che la maggior parte delle persone lo conosce come scultore, invece approfondendo la figura lo abbiamo riconosciuto in altre veste e questo è un aspetto. L'altro aspetto che sicuramente chi avrà il piacere di immergersi in questo volume è che è semplice e comprensibile a tutti, è una lettura fluida, veloce secondo me e che però ti dà l'idea veramente della figura poliedrica dell'artista. Quindi veramente complimenti e grazie a tutti voi per la partecipazione. Bene, un altro saluto che mi piace chiamare qui è Chiara Tessarollo, Presidente della Commissione Cultura del Comune di Bassano, dal momento che proprio con il Comune di Bassano abbiamo stabilito una convenzione per promuovere reciprocamente le mostre, insomma la grande mostra che c'è a Bassano ai musei civici e la Beffa che abbiamo qui al Museo Casa Zerzone. Prego. Grazie direttore, buonasera, grazie assessore. Io ringrazio dell'invito e faccio le congratulazioni anche per la vostra mostra e per la serata di questa sera, momento ulteriore in questo anno canoviano appunto per ricordare il nostro grande autore. Il mio intervento direi a questo punto, visto che ringrazio che mi avete fatto partecipare, è per dire che è molto importante e sempre più nella cultura si dà importanza alla condivisione. No? Abbiamo condiviso le mostre, i vari eventi su Noè Bordignoni insieme anche al Comune di San Zenone e stiamo condividendo questi eventi. È bello anche, sottolineo, la condivisione anche con le imprese e con le associazioni nel fare cultura, anche per la nostra mostra di Bassano del Grappa, alla quale invito tutti, se non l'avete vista, terminerà il 28 di febbraio. Anche da noi le imprese sono state fondamentali, hanno dato un notevole aiuto per la realizzazione, e così come le associazioni. Quindi ecco, bene questo spirito di condivisione e la cultura che lega come sempre. Grazie e buona serata. Grazie all'autore, complimenti. Ecco. Venendo ora a collaborazioni più strette che
per l'organizzazione specifica di questa serata, chiamo Giampaolo Stocco, presidente di CNA Castelfranco, che è stata insomma un'anima dell'organizzazione di questa serata, che ha avuto, appunto, noi abbiamo avuto il piacere di avere ospiti in museo poco fa con una visita guidata dedicata alla beffa. Grazie a tutti. Si sente? Sì. Sì. Grazie a tutti, vi porto il saluto mio naturalmente della nostra organizzazione. Siamo felici, naturalmente anche ringrazio il Comune di Castelfranco e tutte le associazioni che hanno permesso questo incontro e anche questa possibilità con l'autore di avere la presentazione, diremo, di prima mano di quello che è lo scritto che andremo a vedere. Per quanto riguarda la nostra associazione, è ben contenta di partecipare a questi eventi e queste cose, passatemi il termine, ci dà la possibilità di studiare una nuova grammatica di quelle che sono le nuove possibilità tra le attività puramente artistiche, ma anche artigianali, ma anche poi del territorio e del contatto con il territorio. Quindi fra poco ci sarà anche un nuovo sistema, più probabilmente qui di Castelfranco eccetera, per quanto riguarda l'IPA, che permetterà questo connubio, quello che è stato appena sottolineato, tra l'attività del settore primario, secondario, terziario e servizi. E quindi benvengano queste cose, noi siamo fautori di prospettive nuove per questo. La ringrazio e ringrazio tutti. Grazie molto. Grazie. Ecco, anticipo, anche se avevo in animo di dirlo poi, che a CNA si deve anche un buffet che verrà offerto qui in Teatro Accademico al termine di questo incontro. Proloco di Castelfranco Veneto. Abbiamo qui la vicepresidente Marzia Pelloia, che prego di salire sul palco, grazie ai quali appunto abbiamo messo insieme questa serata, e anche dal punto di vista, ecco, della partecipazione, questa è una bella dimostrazione di quello che può accadere quando più forze remano verso una stessa direzione. Esatto. Buonasera a tutti, io porto i saluti della Proloco di Castelfranco e della nostra presidente Barbara Grassi, che questa sera non sarà presente fisicamente, ma che comunque riuscirà a dare il suo contributo a questo evento, e lo vedremo dopo. La Proloco non poteva non farsi promotrice della conoscenza ulteriore di questo artista straordinario che è il Canova, attraverso la promozione e divulgazione del volume del professor Cunial, che ci farà conoscere un Canova con delle nuove con una nuova veste e con delle nuove prospettive. Inoltre l'importante collaborazione che il Canova ha dimostrato nei confronti anche del Giorgione. Io voglio quindi ringraziare tutti quanti che sono riusciti a intervenire qui questa sera, in particolar modo i soci della Proloco che hanno voluto cogliere il nostro invito, l'amministrazione comunale, gli amici del CNA e in particolar modo Lisa Rebellato, quale coordinatrice dell'evento, dell'organizzazione dell'evento. Quindi buona serata a tutti e buon divertimento. Grazie. A questo punto dovremmo avere l'apparizione di Barbara Grassi, presidente di Proloco, qui. Un caro saluto da Casa Museo Giorgione, dove è in corso la mostra intitolata La Beffa. La Beffa ci mostra un Canova inedito che con un ingegnoso scherzo si è preso gioco dell'elite aristocratica internazionale romana. Siamo nel 1792 e Canova decide di dipingere un autoritratto del Giorgione, un falso che però viene creduto autentico. Le ragioni di questo gesto sono diverse, ma non importa il fatto che con questa azione lui abbia contribuito a diffondere il mito del Giorgione, che poi è proseguito per tutto l'Ottocento ed oltre, fino a oggi. A contribuire invece alla celebrazione della grandiosità di Antonio Canova è questo libro del caro professor Giancarlo Cunial dal titolo Canova, le molte vite, per l'edizione Acelum.
È un libro nel quale Giancarlo ripercorre l'episodio della beffa e molti altri meno noti dell'artista. Nell'occasione della beffa si era voluto confrontare con la pittura tonale veneta, in particolare col Giorgione. Ma Giancarlo ha un altro scopo, è quello di ricostruire assieme alla personalità così complessa di un Antonio Canova, scultore piuttosto che pittore e architetto, anche la figura dell'uomo, dalla personalità poliedrica. E lo fa con un libro che ha veramente molti pregi. Il primo è la sua maneggevolezza, è un libro che una persona può sempre portare con sé perché è leggero e è tascabile quasi. E un altro grande pregio è che non è un libro destinato ad un pubblico di specialisti del settore, ma al grande pubblico. Chiunque, proprio per la sua lettura agile, può accostarsi, chiunque sia curioso può approfondire la conoscenza di questo grande artista. Bene, ora vi saluto, restituisco la parola a voi in teatro e vi ricordo invece che l'autoritratto del Giorgione di Canova vi aspetta qui in Casa Museo Giorgione fino al prossimo 10 aprile. Grazie Barbara Grassi. Dunque, Giancarlo Conial, noi ci siamo scritti un po' e sentiti in questi giorni per capire come avremmo potuto organizzare la presentazione di questo volume. All'inizio c'era un po' l'idea di fare 2 blocchi, prima uno poi l'altro, poi invece abbiamo optato per un tentativo che speriamo non naufraghi miseramente, che è quello di avviare una interlocuzione, una discussione, un dialogo tra di noi. E quindi anche con un tono che io comincerei da questo. Noi avevamo, quando facevamo la mostra, la beffa, nel nostro gruppo di lavoro, una chat, come si usa, dentro la quale un giorno è arrivata una foto del giornale in cui venivi intervistato sulla tribuna, credo, no? Che sul Gazzettino, in cui appunto si annunciava l'uscita di questo libro. E avevo letto, insomma, con molta curiosità, perché noi eravamo nel pieno della realizzazione della nostra mostra, questo libro che usciva. E ero rimasto molto colpito dal racconto di come tu hai scoperto, ti sei avvicinato a Canova, che è un po' la domanda che vorrei dirti, cominciare da qui, prima di presentarti poi in maniera più canonica al nostro pubblico. Come hai scoperto Canova? E quando? La domanda è forte, sì. Poi io già sono intimorito da questo contesto e da tanta gente, mi aspettavo una ventina di persone. Canova, sì, quando ero piccolo mi ricordo che all'asilo e alle elementari non mi portavano in gipsoteca perché c'erano i nudi. E io ho sempre visto quel museo molto chiuso, sempre, no, con i balconi sbarrati. E quando sono entrato la prima volta mi ha accompagnato il vecchio custode Settimo Manera ed è stata una folgorazione. Ho scritto la prima guida moderna dopo il 92, quando Settimo Manera se n'è uscito. Mi dice: ma tu che sì, te sei un sbarbatello, te sei appena laureato, ma perché non scrivi una guida per le scuole? Tu fai scuola, dice, potresti scrivere, perché è esaurita quella di Elena Bassi. Mi sono messo in questa avventura e la guida ha funzionato, insomma. Ecco, io sono entrato così con Canova. Non sono un canovista, io non ho una formazione artistica né di storia dell'arte, io sono uno storico, nasco come storico, quindi mi trovo bene col genere della biografia. Canova poi mi è entrato dentro per tutta una serie di cose che sono successe dal 91-92, le grandi mostre di Roma e di Venezia, poi Pavanello, insomma, quando si parla di Pavanello, dopo un secolo di silenzio, Canova, Pavan prima, l'anno prima o 2 anni prima, adesso non mi ricordo,
con il biografico degli italiani nel 75 credo, e Pavanello poi nel 76 con l'opera completa di Canova della Rizzoli, e beh lì sì, lì ci si forma, si capisce cosa possa voler dire parlare di Canova con una sorta di, come dire, di una preparazione remota. Poi io sono possagnese, nato in casa, uno degli ultimi a Possagno nati in casa, quindi noi di Possagno abbiamo anche questa storia, perché il vescovo Sartori, quando costruisce la gipsoteca e finisce di costruire il tempio, non ha detto che il tempio della parrocchia è la gipsoteca del comune, ha detto che è di possagnesi. E quando qualcuno entra in gipsoteca, fa il presidente e dice qui faccio quello che voglio io, noi possagnesi ci inalberiamo. Non so perché succeda questo, ma c'è una sorta di quasi sforzo di dire no, qui i proprietari siamo tutti noi. Canova è nato un po' così, un po' di rivalsa, un po' di conoscenza, e poi c'è una cosa che spero non ci siano possagnesi in sala: Canova è a Possagno troppo grande, il paese è troppo piccolino, non so chi di voi entra da Pederobba verso Possagno o da Castelcucco frequenta la Val Lorgana, o da Bassano arriva a Fietta, Paderna, Pieve del Grappa, adesso si chiama Pieve del Grappa, trova Possagno, ma in realtà vede un tempio che è un tempione enorme, una costruzione, deve essere la casa di Dio, quindi evidentemente deve essere qualcosa di enorme, però che non ci sta a quel paese, perché il paese, non so cosa fa, 30.000 abitanti Castelfranco, 35, ecco, 15 volte più piccolo è Possagno, non ce la facciamo, abbiamo bisogno di costruire relazioni, rapporti. La mostra La Beffa che ha ricordato Matteo Melchiorre è proprio questo, cioè il tentativo di fare sinergia. Bassano, come fanno a esserci una mostra così bella di Bassano, perché è bella, la mostra, come si chiama, Io Genio, adesso aiutatemi, non c'è un'opera che viene da Possagno, mi pare, non c'è nessuna opera che viene da Possagno, è grave, qui in sala c'è il dottor Mariuz, non Adriano il grande, il dottor Mariuz Paolo, che è uno dei curatori dei tanti ormai volumi sull'edizione nazionale degli scritti. Beh, alla fine di quella cosa lì, che è l'edizione nazionale degli scritti, quella della Salerno per intenderci, noi conosceremo il grande Canova, no, il grande Canova, specialistico. Ma chi legge quei tomi? Gli specialisti, i canovisti, certamente. Abbiamo bisogno, io credo che noi possagnesi dovremmo assumerci, o tutte le città del Veneto, i paesi del Veneto che hanno a che fare con Canova direttamente, dovremmo assumerci il ruolo di tradurre, di spezzettare, di raccontare. Così nasce questo libro. Vorremmo, ma vorremmo vuol dire anche Melchiorre, anche Bassano, so quanto l'amministrazione, oltre che Guderzo, ha fatto per Crespano. Chi nomina più Crespano? In questi giorni è stata venduta 1 milione, cosa hanno fatto? 1.200.000. L'amore e psiche stanti di Canova, quella viene da Crespano. Già era Crespano prima che Veneto Banca la acquistasse, ed è una cosa che era del nostro territorio. Io spero che sia rimasta nel territorio. Abbiamo l'originale, il modello originale in gesso, in gipsoteca, ma voglio dire, sapere che è stata venduta e non si sa a chi, un po', non dico, è quel discorso di quell'orgoglio, perché noi forse la vera frontiera da adesso al 32, quando festeggeremo i 200 anni del Tempio di Possagno, credo che dovremmo riscoprire un Veneto, un Canova veneto. Canova, finora considerato un grande romano, perché lui non ha scolpito niente a Possagno, sì, a Venezia, d'accordo, da giovane, ma insomma un grande romano in realtà è un grande veneto. È un grande Veneto. Direi che si è colta innanzitutto in questa prima risposta, insomma, alla passione, che è uno degli elementi chiave che ritroviamo in questo libro qua. È un libro in cui ogni pagina c'è questa passione, ed è sempre una cosa bella, perché
è franca, è onesta. Io nelle scritture in generale amo molto la franchezza, l'onestà dell'approccio anche. Non sono cose, sapete, così secondarie, sono cose che fanno la differenza alle volte. Il tono con cui uno, la persona, la senti un avverbio se è malmostoso, senti un avverbio se è arrogante, senti un aggettivo se è cattivo. Invece nella pagina di Cugnar c'è onestà, c'è franchezza, c'è veramente, è stata una lettura per me molto 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 piacevole e anche molto utile per tanti aspetti. Mi piacerebbe dirli, ma sono tanti, allora ne dirò forse due dopo, perché mi servono per portarti alla seconda domanda. La prima è questa: ci muoviamo qui, e Giancarlo lo ha giustamente menzionato poco fa, sul delicato, fragile, pericolosissimo crinale tra due standard interpretativi. Uno, si usa dire nicchia, parola che a me ogni volta veramente che la sento, si usa per dire quando fai una cosa ed è per la nicchia. È per la nicchia vuol dire non è per la gente, vuol dire che è per qualcuno che qui là, quei 2-3. Ecco. L'altra parola è popolare, è una cosa popolare. E questa cosa popolare, quanto può essere magari positiva per chi la usa in chiave elogiativa, dire è un'iniziativa popolare, quindi è intrinsecamente buona, vero niente, tra parentesi. Può essere che una cosa popolarissima sia intrinsecamente pessima, è vero, Giancarlo? E viceversa, dalla nicchia si può dire che è male semplicemente perché è popolare. Quindi ora, io non riesco a convincermi fino in fondo e a capire fino in fondo se il libro di Giancarlo Cugnar sia nicchia o popolare. E sai cosa ti dico? Che non mi interessa neanche niente, perché torno al punto prima, perché è un bel libro ed è utile e piacevole. Una cosa può essere di nicchia, nel senso che intercetta magari delle persone interessate a Canova, o può essere popolare perché usa un linguaggio che può essere letto anche come era la cuoca di Lenin, o come diceva invece Cecchetto, mio predecessore, dalla Massaia di Panigaia, lui diceva così, mi pare, ecco, così. Ed è un libro veramente, ripeto, utilissimo. A me è stato utile, per esempio, oltre che per sentire un po' più a mio agio rispetto all'artista Antonio Canova, che si sa bisogna sempre, soprattutto se uno non è uno specialista, come io non sono affatto specialista di Canova, hai sempre tanta paura, e veder venire sull'uomo mi ha fatto mi sono sentito un po' più a mio agio, perché anch'io come lui ho il difetto di essere uno storico, ecco, di base. Una delle curiosità dunque da cui muoverei con questa mia seconda domanda è questa qua. È un uomo, Canova, che nasce nell'Ancien Régime e salta dentro il contemporaneo. Questo già di per sé è un fatto interessante, e in questo saltare da un'epoca all'altra, uno da Possagno, che è un luogo con le caratteristiche che tu hai così ben raccontato, diventa Antonio Canova. Tu che ne hai studiato la biografia, quali sono i talenti, le occasioni, le situazioni che hanno reso possibile un simile salto? Beh, anche questa è una domanda bella nodosa, perché questo salto Canova è stato costretto, il salto fra l'Ancien Régime, il 6-700 e la modernità, il contemporaneo, la rivoluzione francese, la caduta di Venezia. Caspita. Terribile per Canova, voleva andare in America, basta, vado via, non voglio più saperne. Pensate che sofferenza. Ecco, non è stata vissuta bene. Diventa una sorta di... perché lui, Canova, secondo me, cerca per tutta la vita una patria. Lui cerca per tutta la vita una patria. Ce l'aveva ed era Venezia. Sì, Possagno, certo. Io sono convinto che quando scrive in atto di riconoscimento, attaccamento alla mia patria, firma Antonio Canova, la pala dell'altar maggiore del Tempio, si trova scritto in fondo, proprio nella parte più bassa, quasi nascosta dalla cornice,
io sono convinto che si intenda Possagno. Pavanello dice no, guarda che è Venezia, però è vero che quando la scrive Venezia praticamente non c'è più. Anzi proprio non c'è più, perché lo scrive nel 98-99, 1798-99, Venezia non c'è più, Venezia è finita il 12 maggio del 97. E qual è la sua patria? Cos'è che gli resta della sua patria? Perché la sua patria gli aveva dato tutto, gli aveva dato lo studio, l'Accademia di Belle Arti, gli aveva dato il senso del lavoro, della fatica, le cave del nonno Pasino a Possagno, i maestri, grandi maestri dei Torretti a Pagnano, Bernardi, Torretti e poi Ferrari, il senso del lavoro, di presentarsi al lavoro alle 6 del mattino, farsi male, bastonarsi le dita con la mazzetta. Queste cose qui lui le avverte come un segno distintivo della sua veneticità, della sua patria veneta, e la porta sempre. E poi un'altra cosa, avverte come parte della sua patria il fatto che non si può nuotare nei soldi. La vita dei veneti di allora era una vita spesso senza soldi. Quando lui torna a Roma dopo il primo grande viaggio in cui si diverte, sostanzialmente studia, spende quel poco che aveva ricevuto dalla vendita del Dedalo e Icaro, torna a Venezia per chiudere il piccolo studiolo che aveva aperto nel chiostro di Santo Stefano, torna a Roma, non ha neanche i soldi per pagarsi il biglietto della corriera, sapete, c'erano le corriere che per acqua andavano da Venezia a Bologna, Venezia-Bologna, il porticciolo di Bologna, e poi da lì prendeva la carrozza e faceva il resto del viaggio, Bologna, Firenze, Roma. E neanche i soldi per pagarsi il viaggio, deve andare in prestito, non ho ancora capito da chi, ma probabilmente è il senatore Faliero, il figlio Iseppo Falier. Quando è a Roma si rivolge ancora una volta all'ambasciata veneta e insomma non è proprio l'ambasciatore, perché non voleva umiliarlo l'ambasciatore Girolamo Zulian, ma è il suo segretario l'abate Foschi che gli allunga i soldi per ripagargli il biglietto e per dargli qualcos'altro per le sue imminenti incombenze, e lui era senza soldi. E i primi 2 anni a Roma, siccome non era stato preceduto da una grande nomea, lui era lo sbarbatello che veniva da Venezia e che rifiutava sostanzialmente la nuova grande scuola del neoclassicismo winkelmanniano, e a Roma non trova lavori. Sì, riceve 2 commissioni, una dallo stesso Girolamo Zulian e l'altra che è un veneto, che è l'ambasciatore veneto dello Stato Pontificio, e l'altra, cos'è, l'Apollo che si incorona, ma che però le ordina un bassanese, che è l'Abbondio Rezzonico, che certo è senatore romano, ma è un bassanese, un veneziano. Ma a Roma lui ha fatto una fatica boia ad affermarsi, perché lo accusavano e lui soffriva in una maniera tremenda, e poi è chiaro che fa le beffe contro tutti i critici, contro di lui. Soffriva perché gli dicevano: ma come fai ancora a scolpire al modo veneto? Ma era quella la sua patria artistica, era il modo veneto, era la natura, non l'antichità. Certo che gli antichi insegnano, ma non ci vuole arraffazzonare, dice, da una parte all'altra qualche braccio, qualche faccia per dire di essere bravi artisti. Occorre piano, studiare, disegnare, lavorare, pochi soldi, fuori, vento, pioggia, disegnare e poi farsi un'idea propria, elaborarla e produrla. Occorre essere originali. La patria veneta è, a mio giudizio, quello che ha fatto Canova. Crolla Venezia, lui va in panico letteralmente. Fra l'altro crolla Venezia e subito dopo Roma è invasa dai rivoluzionari, insomma, perché anche Roma aveva le sue teste calde, entrano nello studio, spaccano tutto, buttano a terra una statua che era ormai pronta. Sto qua prende paura e scappa via. E dove va? Scappa nel Veneto, torna un'altra volta, Possagno, Venezia. In questa tua risposta c'è già una risposta a un'altra domanda che
avevo in animo, che era quella, mi ero scritto così, che rapporto ebbe Canova con i grandi eventi politici del suo tempo. Ora, però mi piacerebbe ancora su questo mettere ancora un piccolo aspetto prima di passare ad altro. Questo momento in cui lui ha fatto, nelle tue pagine si avverte molto anche l'intensità di questo momento, quando va da Napoleone, insomma. Cioè. Lui intanto non sceglie di andare da Napoleone. Napoleone lui lo incontra 2 volte, nel 1802 e 1810. La prima volta ci va per fare il ritratto di Napoleone e la seconda volta ci va per fare il ritratto della nuova moglie di Napoleone, la Maria Luigia d'Austria, che era ormai imperatrice, no? dopo il divorzio da Joséphine de Beauharnais. Ma lui non ci vuole andare. È, come si chiama, il segretario di Stato, il cardinale, non mi ricordo più, il quale gli dice: sì, ma non è che io ti chieda di andare così, te lo chiede il Papa Pio VII, fra l'altro l'unico Papa nella storia della Chiesa eletto a Venezia, perché a Roma era impossibile per il Papa essere eletto. E lui dice: non puoi, Consalvi, Ercole Consalvi, il segretario di Stato, dice: non puoi disobbedire al Papa. Il Papa, se ti dice di andare da Napoleone, certo che anche il Papa è contrario a Napoleone e a tutto quello che sta facendo. Napoleone è quello che ha portato via le opere d'arte, la pace di Tolentino del 1797, però vacci, perché forse se tu gli parli, gli vai vicino, insomma, si rende conto che è possibile magari fare un piccolo concordato e possiamo concludere un accordo in cui ci rispettiamo a vicenda. E Canova ci va. Il rapporto di Canova con il potere è un rapporto a volte addirittura rabbioso, altre volte ironico, ma si dice che abbia detto, io non ho trovato però nei diari e nelle testimonianze, ma si dice, e probabilmente può essere successo o può averlo pensato a proposito di beffe di Canova, si dice che a un certo punto Canova, questo sicuramente lo ha fatto, cioè ha detto: ma come fate a aver portato via tutte queste opere dall'Italia? Ma sono nate lì. L'idea che un'opera d'arte non è bella soltanto perché è bella, ma è bella perché si trova in quel contesto, è un'idea rivoluzionaria, che era appoggiata da Quatremère de Quincy, che era un critico d'arte francese che non stava tanto a genio a Napoleone e che Canova porta davanti a Napoleone. È una cosa importante, cioè un'opera d'arte è bella perché, oltre che essere bella, grande artista e bla bla, ma è bella perché si trova lì, in quel posto in cui è nata, in quella chiesa, in quel museo, in quella collezione. È come dire di portare a Monza il Teatro Accademico di Castelfranco. Certo che resta una bella opera d'arte, mamma mia, da restare intimoriti, però non è a Castelfranco dove l'artista locale, fra l'altro veneto, lo ha costruito per la città. Col potere politico lui ha avuto sempre ha detto no a Caterina di Russia che lo invitava ad andare a corte, ma per carità le corti, no, io ormai ho cominciato, rispondeva sempre così, ho cominciato a scolpire a Roma, in realtà non voleva essere schiavo, suddito, tanto meno di Napoleone, ma venite qui, ma no, dice, ma vi rendete conto che Napoleone, voi ci avete portato via, adesso semplifico, le opere d'arte nostre, e voleva dire che noi siamo ladri forse, ma gli italiani hanno rubato dappertutto, ribatte Napoleone. Allora vuol dire che gli italiani sono tutti ladri? No, tutti no, ma buona parte sì. La battuta non è di Canova, sono quasi sicuro. È una battuta di come si chiama quella statua romana in cui vengono appese le battute, è una pasquinata. Girava ai tempi di Canova, ma sicuramente Canova, se non l'ha detta a Napoleone, l'ha pensata. Perché è vero, questa idea di fare il museo dell'universo
al Louvre, che poi veniva chiamato appunto Musée Napoléon in onore evidentemente di Napoleone, è un'idea oltre che bislacca ma anche malsana, perché privi tutta la terra per fare un'apoteosi di cosa? Di un'idea, di un uomo politico. Quindi verso il potere politico, ma anche verso il potere politico, anche Napoli, anche Londra, lui è stato a Londra, è stato a Napoli, è stato a Roma, è stato in Francia a Parigi, è stato a Vienna, insomma il potere politico l'ha conosciuto. Quando si converte a un potere politico buono, quando arriva, ma siccome io non devo dire che abbiamo concordato le domande, quando arriva a scolpire Washington, allora lì no, lì si apre, l'America l'aveva già sognata nel 1797-98, ma lì si apre una nuova prospettiva del potere. Il potere politico può essere anche buono, purché sappia fare una cosa importante, che non vi dico adesso perché altrimenti li porto via la domanda. Mi sono perso sul filo delle domande, io se ne avevo in mente un'altra, vediamo dove andiamo a finire. E ovviamente è una questione che mi è venuta in mente così, è una mera suggestione che però ci avvicina al tema della beffa. Leggevo nel tuo libro che a un certo momento appunto questa accusa di un neoclassicismo imperfetto quantomeno, no? Da parte di altri, di suoi coevi, insomma, che si approcciavano alla sua opera riscontrandovi appunto rispetto a quell'ideale delle debolezze, delle imperfezioni, c'è questa cosa che si dice del naturalismo più che il neoclassicismo, e si chiamava in causa in questa argomentazione il Dedalo di Dedalo e Icaro, no? Che quindi è un anziano rugoso in cui viene in mente per certi versi questa tendenza al naturalismo nella pittura veneta del Cinquecento, e ovviamente viene in mente La Vecchia di Giorgione, no? E quindi questo singolare primo punto di contatto tra due artisti che appunto su questo tema proprio del naturalismo c'è questo aspetto. L'altro tema appunto che ti sottopongo adesso è quello della beffa che noi raccontiamo in mostra, no? Credo che forse chi è qui presente e che poi andrà di là la sappiate, sta facendo la beffa, no? È 1792, la faccio brevissima ed è Canova che in combutta con il senatore Abbondio Rezzonico, vuoi per dimostrare la propria abilità di pittore, vuoi per avere una piccola rivalsa su un giro di artisti e di intellettuali o di intenditori d'arte della Roma di quel tempo, intende realizzare un ritratto di Giorgione presentandolo come autoritratto di Giorgione. La costruisce molto bene, non è una beffa improvvisata, no? Dal supporto, no? Che è una tavola del Cinquecento sovradipinta e così via. E infine al momento della presentazione di quest'opera a casa del senatore Abbondio Rezzonico, i presenti, tra cui alcune persone che erano state chiamate a giudicare le sue opere prima, si grida il miracolo dicendo che come Giorgione non c'è nessuno perché è inimitabile. E solo dopo un anno Canova rivelò che quell'autoritratto non era un autoritratto, ma era un ritratto falso fatto da lui. Quest'animo un po' diciamo così scherzoso, propenso alla provocazione, a giocare con se stesso in un certo qual modo, è una cosa che uno non si aspetterebbe, cioè un non esperto appunto del profilo biografico di Canova. Ci sono altri episodi nella sua biografia, beffe o scherzi con se stesso anche simili? Ecco, questa è una domanda bella, perché questa è la domanda per lui, il direttore di Museo Casa Giorgione di Castelfranco organizza una chicca, proprio una cosa bella, interessante, chiama a misurarsi su Giorgione uno come Canova. In realtà in Casa Giorgione
museo Casa Giorgione di Castelfranco non c'è neanche un'opera di Canova. Sì, c'è nel Duomo vicino, ma dentro quel museo. Però l'arguzia, perché si fa così oggi cultura, con le provocazioni. Noi sì, anche stasera è una provocazione. Quella che facciamo qui, onestamente, qualcosa di Canova la conoscete tutti. Non credo che vi servirà leggere il libro andatelo a comprare tutti, ma voglio dire, non vi servirà leggere un libro per conoscere qualcosa in più o chissà. Aver fatto una mostra come questa, da una parte è una trovata, è una scoperta, è un'inventiva tipica di un direttore che non fa il direttore, nella sua vita fa il poeta, uno che riesce a scoprire una cosa del genere che era lì da 200 anni nelle biografie, ma solo adesso è diventata realtà ed è diventata coscientizzata, cioè portata all'attenzione di un vasto pubblico. Quindi complimenti, bravi, sono stati bravi. Forse sarebbe dovuta nascere a Possagno, è nata a Castelfranco. Per quella rete di cui parlavo prima, meglio forse. Nella domanda di Matteo Melchiorre, poi vengo a rispondere se ci sono altre beffe, ma nella domanda c'è un'altra cosa, cioè di solito dice Matteo, non pensiamo che Canova sia fatto così, cioè pensiamo che Canova sia rigoroso, serio, serioso, anche troppo, che non ride mai, buono, e in effetti aveva un cuore, un animo grandissimo, laborioso, sempre attento, rispettoso. È un nostro Signore portato all'arte, è una costruzione fatta dai biografi del primo morto Canova, no? Quando escono le grandi biografie di Cicognara, di come si chiama? Missirini, sì, D'Este soprattutto, abbiamo santificato Canova ed era giusto far così, ma l'abbiamo così santificato che infatti dopo per un secolo, sì va bene, c'è Vittorio Malamani nel 1911, ma per un secolo l'abbiamo lasciato lì in quella cornice, in quel capitello costruito e addirittura ancora oggi c'è gente che viene a Possagno e pensa che quello sia il Tempio di Canova, non la chiesa alla Santissima Trinità, cioè sia un mausoleo dedicato a una divinizzazione laica, profana, artistica. Perché quindi secondo me vale questa mostra della beffa? E vengo quindi alla domanda. Perché ha riportato un Canova umano, un Canova che sapeva divertirsi, che si arrabbiava, che portava il parrucchino perché non gli piaceva avere la pelata, che amava, lui stava male, lo sapete, si era compresso le costole a furia di usare il trapano a petto, ad asta, e quindi amava, come noi mettiamo in bocca la caramella, lui aveva le palline di mollica, si chiama, ecco, del pane, e ogni tanto la tirava fuori perché non poteva mangiare tanta roba pesante perché non gli passava più giù, lui muore di fame. Canova, ricchissimo, muore di fame, non gli passa più giù niente, strapieno di calcoli, di robe, c'è Paolo Zanini, il medico, quello che gli ha trasmesso l'idea della patria. Studiamo sto uomo straordinario, così diamo un'idea per la prossima mostra di... Bravissimo Paolo Zanini, collezionista d'arte, gli dà l'idea della patria e Zanini ci descrive come era preso Canova quando muore, perché lo devono svuotare, evidentemente adesso non siamo prima di cena dell'infresco, non vogliamo parlare di cose, ma insomma le parti molli devono essere tolte e poi gli tolgono il cuore e lo mettono in un'urna, poi gli cavano la mano destra e la tagliano, ecco, non parliamo oltre. Altre beffe, sì, la Venere con Fauno che aveva alle spalle Barbara Grassi, presidente della Proloco di Castelfranco, è un'opera di Canova, ma quell'opera di Canova
l'ha dovuta fare, è una beffa al contrario, lo fanno lavorare di più perché? Perché lui aveva fatto una Venere prima, Venere credo si chiami, o Venere, aiutatemi, Tiberina, grazie, Venere Tiberina, che è a Possagno, anche quella, quasi tutta la raccolta di dipinti di Canova è a Possagno, tranne 2 o 3 pezzi, e quando fa quella Venere la gente pensa che quella non sia un'opera di Canova, non di un contemporaneo. Questo dibattito che c'è fra Canova e l'antico vuol dire dagli antichi greci fino al 1500, no? Perché io da storico, quando sento che antico è anche il Rinascimento, mi prude un po' il naso, perché per me antico è prima del Medioevo. Però in arte, purtroppo, a mio giudizio, si pensa che l'antico, insomma, siano i nostri padri, quelli che hanno costruito. Ma qual è l'antico per Canova? Sì, arriva fino al Rinascimento, quindi fino a Tiziano. Infatti la Venere Tiberina assomiglia molto a una Venere tizianesca, ma è una Venere veneta. Tiziano è un veneto, come Giorgione, cioè obbedisce a quella luminosità. Lui citava il Dedalo e Icaro, e giustamente il Dedalo e Icaro è di una luminosità impressionante, soprattutto il Dedalo, che è così rugoso, naturale, è un vecchio. Non li credono, non credono che possa essere lui, uno sbarbatello come lui, che fa un'opera così bella come i maestri veneti della pittura, e dice va bene, io ve ne faccio un'altra, e vi salta fuori Venere con Fauno. Oppure quando torna a Roma per la seconda volta, è la terza volta che cito il secondo arrivo a Roma di Canova, quando Girolamo Zurian gli dà da fare per essere esaminato da una commissione credo di 3 esperti, se lui sia capace di fare anche opere di un certo adeguamento alla classicità, il canone neoclassico, lui fa il Teseo sul Minotauro, quello che è a Londra, il marmo, il gesso è in gipsoteca, purtroppo non è di proprietà della gipsoteca, ma insomma è in deposito ormai perenne, spero, della gipsoteca, e non credono che sia suo, credono che sia un'opera tirata fuori dagli scavi antichi. Ecco, il Canova che confonde, il Canova che riesce a... Tant'è vero che quell'opera, Teseo sul Minotauro, proprio il massimo critico di Canova, che era un tedesco, si chiamava Karl Fernov, che nel 1806 pubblica un libraccio criticando Canova a destra e a manca: sei un barocco, sei un lezioso, sei un gentile, non sei capace di... L'unica opera che salva di Canova è proprio il Teseo sul Minotauro. Ecco, e sempre poi mi veniva in mente anche un episodio che ho letto qui, non mi ricordo in occasione di quale dei 2 monumenti a San Pietro, che appunto per accertarsi delle reazioni del pubblico al momento dell'inaugurazione si veste da frate Pitocco e sta lì tra i presenti per capire. Voleva sapere cosa pensava la gente. Ma questa è una disponibilità a giocare con se stesso che a me pare molto interessante. E forse non è stata l'unica volta che si è mimetizzato. Mimetizzato. E poi c'è quest'altra domanda che nasce, direi così, a caso, non abbiamo... Washington, George Washington. Cosa c'entra con Antonio Canova? Niente. Allora Jefferson, già presidente degli Stati Uniti anche lui, attraverso il console americano, vi ricordo che Venezia, la Serenissima Repubblica di Venezia, ha riconosciuto gli Stati Uniti d'America, quindi è entrata nella modernità, perché gli Stati Uniti nascono da una rivoluzione, chiamiamola così, borghese, no? Anche quella francese è borghese, però a tratti giacobini. Invece quell'altra è di ispirazione inglese. Jefferson, incaricato dal governo, penso di dire giusto perché adesso non mi ricordo tutta la trafila, tutta la filiera degli ordini, incaricato dal governo del North Carolina, indica Canova come possibile scultore di un monumento da erigersi appunto al Campidoglio di Raleigh nel North Carolina,
e incarica Appleton, aiutatemi, non vorrei sbagliarmi, console americano in terra toscana, nell'Etruria, di prendere contatti con Canova e di far fare a Canova appunto un marmo di questa statua sfortunatissima che è il George Washington. Canova è un po' incerto se accettare. Canova non voleva fare opere di ritrattistica. Canova in questo senso è un neoclassico puro, è un idealizzatore, quindi ripropone non soltanto scene mitiche ma anche le facce dei suoi contemporanei le idealizza, e a mio giudizio c'è un buon grado di idealizzazione anche in quel falso autoritratto di Giorgione, tratto dalle incisioni che riproponevano appunto il volto di Giorgione. Canova aspetta un attimo prima di decidere se non. Si studia bene la storia dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America di Carlo Botta, i bei volumi, un'opera bellissima, veramente, secondo me, da studiare anche oggi, e poi decide di farlo. Perché? Perché appunto arriva alla conclusione di una sua idea elaborata della politica, cioè il buon politico è quello che segue il grande messaggio di Aristotele. Aristotele diceva: in una città, Aristotele aveva in mente probabilmente l'esempio di Pericle, ma adesso non voglio approfondire, diceva in una città, in una polis vuol dire politica, in uno stato, il capo, quando ha svolto il suo compito, deve ritirarsi e lasciare che altri gli succedano al comando della città, perché a turno tutti gli uomini liberi cerchino la verità del potere a servizio della città. Napoleone non avrebbe mai fatto un passo indietro rispetto al suo potere politico. George Washington diventa presidente, primo presidente degli Stati Uniti, da generale che era stato, bla bla, ha vinto alcune battaglie nella guerra di indipendenza contro la madrepatria Inghilterra, primo presidente degli Stati Uniti d'America, fa i suoi 4 anni, vede la nascita della Costituzione, eccetera. Finito il primo mandato gli dicono: ma adesso dovresti fare il secondo mandato perché abbiamo terminato la guerra contro l'Inghilterra, l'abbiamo vinta, però bisogna fare la pace. Allora, almeno accompagnaci fino alla pace. Lui non è per questa idea di Aristotele, no? Tutti a turno devono, però insomma accetta, capisce che la motivazione della pace sia una motivazione importante. La pace viene firmata a Parigi nel 1783. Finisce anche il secondo mandato, adesso dice: adesso ho fatto, torno a casa. Ma no, ma adesso abbiamo fatto la pace, noi ti vorremmo come primo presidente degli Stati Uniti, riconosciuto anche dall'Inghilterra che era la nostra nemica. No. Questa risposta, che adesso finisco, impressiona a tal punto Canova, che Canova arriva a definire Washington un galantuomo, cioè uno che mantiene la parola. Perché per i veneti, un'altra grande lezione veneta che ha appreso Canova, gli uomini sepa parola, e i musatti che sepa a cavezza, che cioè sono troppo legati al potere. Cosa fa Washington? Dice: no, non posso fare il terzo mandato. La Costituzione allora non aveva il 16° emendamento, non mi ricordo se 16° della Costituzione, che diceva che dopo 2 mandati consecutivi il terzo non si può fare. Si poteva fare, ma lui dice: no, abbiamo fatto una rivoluzione per toglierci un re a vita e adesso volete un presidente a vita? Assolutamente no. Non li credevano, perché erano animati da quella stessa idea che abbiamo anche noi europei, che se a uno proponi di fare il capo di Stato, di governo, il presidente di Fondazione Canova a vita, ma sto qua lo fa. Per un amore di se stesso, un atto narcisistico, ma anche buono. Io non sto dicendo che i politici sono tutti cattivi, sì, siamo tutti adulti e vaccinati, via i vaccinati, siamo tutti adulti per dire che insomma un politico, ci sono anche quelli che fanno bene, i capi di associazioni, di partiti, i parlamenti, fanno bene, ci sono anche di quelli che fanno il bene. Bene,
ma a turno tutti dobbiamo avere l'onere di servire la propria nazione. E lui, visto che non li credevano, non soltanto prende carta e penna nella statua di Canova, stilo e tavoletta, credo, e scrive la rinuncia al terzo mandato da Presidente degli Stati Uniti, ma addirittura propone, verrà approvato dal Congresso americano solo dopo la sua morte, propone il 16° credo emendamento che dice appunto che dopo 2 mandati consecutivi non è possibile per lo stesso Presidente fare il terzo mandato. Benissimo. Dunque, andrei verso la chiusura, quindi abbiamo un po' seguito qui tra queste domande che ho proposto a Giancarlo l'ascesa di questo Tonino da Possagno, no? Alla fama internazionale, al riconoscimento veramente in tutto il mondo. E io vorrei chiederti una cosa molto semplice a questo punto per chiudere, semplicemente da dove lui è cominciato, no? Cosa succede a Possagno dopo la morte di Canova? Il paese è troppo piccolo, non riesce a organizzarsi subito. Allora, la situazione è questa: c'è la casa di Canova, morto Canova, c'è la casa di Canova e appena iniziato il Tempio. Lui muore a Venezia, è stato a Possagno per 1 mese e mezzo, a settembre-ottobre, muore a Venezia, era appena tornato a Venezia perché voleva tornare a Roma, aveva diverse cose da fare, e a Venezia però si mette a letto in casa Francesconi, il proprietario del caffè Florian di Piazzetta San Marco, e da lì non si alza più. Chiede di poter fare l'ultimo testamento a Canova, è stato accusato, no? Il vescovo Sartori, suo fratello, come si chiama? L'abate Sartori, non era ancora vescovo. L'abate Sartori, suo fratello, è stato accusato di aver estorto l'ultimo testamento fatto sul letto di morte, non riusciva neanche più a parlare, insomma. Tutto dice però che quel testamento, il testamento non cupativo, cioè fatto con pochi testimoni in punto di morte e poi trascritto dagli stessi testimoni come l'avesse scritto effettivamente lui, cosa legittima e credo sia ancora, giuristi aiutatemi, penso sia ancora legittimo anche adesso, in questa forma, in cui dice al fratello sostanzialmente: ricordati che noi non siamo nati per stare a Roma. Lui aveva fatto tutta la vita a Roma, il grande Canova è stato sempre a Roma, e il fratello lo aveva accompagnato a Roma negli ultimi 22 anni, dal 1800 al 1822. Noi non siamo fatti per restare a Roma, la nostra patria è qui. Vendi tutto, vendi lo studio, porta via tutto. Aver lasciato, come suggerisce Malamani, le opere in gesso nello studio di Canova con tutti quei chiodini che permettono di fare le coppie dal gesso al marmo, avrebbe voluto non so se l'ausiliare è giusto, dire consegnarlo ai marmorari per trasformare i marmi in altre repliche, passarle come canoviane, in realtà porta via tutto, vendi tutto. Aveva un pezzo della Villa Farnesina a Roma, aveva diversi edifici a Roma, aveva il Palazzo San Gemini in provincia oggi di Terni, Perugia, non mi ricordo più, Terni, ecco, aveva diverse proprietà nel Veneto e aveva tanti soldi, e aveva, non so se si può dire, soldi che amministrava il fratello abate, che dava in prestito in operazioni finanziarie ad alto tasso di interesse, sottovoce, perché è grave questo, è grave che, non mi ricordo più il nome da cardinale, che il futuro Papa Leone XII, che diventa Papa dopo la morte di Pio VII, muore nel 1823, che il futuro Leone XII gli chieda un prestito con i soldi di Canova per pagare la nomina a cardinale. Questo glielo presta.
questa nomina gli permette di entrare da cardinale in conclave e diventare papa. E che poi 2 o 3 anni dopo, quando le cose si sono assestate, il Papa nuovo Leone XII 1826 lo nomini vescovo, perché non aveva finito di pagare gli interessi dei soldi dati. Questo non si può dire, e non l'ha scritto neanche Franco Leone, questa ultima parte, e io infatti dirò che non l'ho detta. Questo la dice lunga su una gestione che è sempre stata malamente masticata dai possagnesi, che si aspettavano. Fa testamento l'ultima volta e dice: porta tutto a Possagno, vendi tutto, tutti i soldi miei. Aveva 2 banchieri, fra cui Torlonia a Roma, e aveva il grande banchiere Selva a Venezia, e aveva poi 2 agenti finanziari ed economici, cioè di acquisto beni e di affari finanziari, a Bassano, cioè i Roberti, Tiberio e poi il figlio e Pietro Stecchini, che lo aiuta a chiudere lo studio di Roma e portare su tutto. E lui si trova in mano sta enorme eredità, un'enorme eredità, ma veramente una cosa folle per quell'epoca, e comincia a fare che cosa? A fare quello che poi è diventato Possagno, è diventato Crespano, cioè finisce il tempio, costruisce la gipsoteca, costruisce la strada fra Piave e Brenta. La via Molinetto è costruita da Monsignor Giovanni, vescovo di Mindo, una diocesi dei primi secoli del cristianesimo. Costruisce il ponte di Crespano, oggi della provincia di Treviso. Costruisce il ponte di Crespano per far fluitare da Piave e da Brenta i vari materiali che servivano, per esempio quelli dell'Ongarone, per finire la cupola del Tempio. Possagno si è trasformato enormemente. I possagnesi all'inizio hanno in parte, sì, non so se si può dire, insomma, ma ostacolato anche la costruzione del Tempio. Poi sapete, passano gli anni, ci si dimentica, però è vero. Lascia detto a suo fratello di istituire per le ragazze povere che possano avere una dote e sposarsi e sistemarsi, perché c'erano delle ragazze che non erano povere, non avevano niente, erano bisnente, cioè avevano 2 volte niente, proprio povere, ma di una miseria più che povertà assoluta. E lui istituisce, il fratello, istituisce 3 doti nuziali. All'inizio era solo per i parenti di Canova, poi sono per tutta la comunità di Possagno, 3 all'anno, che vanno avanti fino al 1907. Diventano 6 perché si coinvolge anche Crespano, dove infatti fonda una fondazione ricca di soldi e di capitali in case, coloniche e campi. Fa le donazioni che sappiamo in opere d'arte e in libri e in documenti e in disegni a Bassano, dona tutta la collezione delle incisioni a Treviso. Castelfranco non so se abbia lasciato niente, ma il mercato antiquario è ancora ricco. Vale. È ancora ricco. Giancarlo Cugnai, grazie. Veramente. Grazie davvero. Allora, un mese fa, quando è stata aperta la mostra? Dicembre, inizio dicembre. Ecco, a inizio dicembre io ero in platea qui all'inaugurazione della mostra, e c'era l'assessore, c'era il sindaco che ho visto stamattina in sede della provincia per la giornata della memoria. Io ero fra il pubblico e ho detto: mamma mia, che roba. Qua si potrebbe, ma no. L'ho detto a voce alta. Barbara Grassi mi ha sentito, ne ha parlato subito e abbiamo fatto l'incontro. L'assessore, ma certo. Quando ho finito l'incontro con l'assessore e poi mi sono sentito,
ho chiesto a Barbara, che stasera non è qui, avete visto il video, ha avuto un problema di salute, ho detto, ma scusa, ma quanto si paga? Io stasera, per me, ho realizzato un sogno e quindi vi ringrazio davvero.